l'amministrazione comunale di Vidor ha concordato con gli organizzatori del Palio, la Pro Locola Vidorese e il Parico, che la manifestazione 26esimo Palio Assalto al Castello, in programma 7-8 settembre 2024, si terrà in piazza Zadra, via Piave, fronte al municipio, quindi in piazza di Vidor. E quindi non coinvolgeremo il territorio, l'abbazia e il territorio dell'abbazia. Quindi abbiamo cambiato il programma. La decisione comunicata dal sindaco di Vidor arriva dopo le dichiarazioni di Sabrina Bosser, la mamma di Alex Marangon, il 25enne che proprio in quell'abbazia ha perso la vita 2 mesi fa e sulle cui cause non ci sono ancora risposte. La donna è andata su tutte le furie all'idea che quel luogo fosse ancora una volta teatro di iniziative o eventi come il Palio. Per questo aveva scritto anche al sindaco. Non vogliamo che venga aperta l'abbazia al pubblico per fare qualsiasi evento. È una cosa scandalosa che abbiano solo pensato di aprire l'abbazia per questo. Sabrina e il resto della famiglia non si danno pace, soprattutto perché sembra che dalla morte di Alex siano state commesse alcune leggerezze, dice, prima fra tutte la celebrazione di un matrimonio il giorno seguente alla scomparsa del ragazzo. E là è stata una cosa scandalosa, con tutte le forze dell'ordine, tutti i soccorritori. In mezzo a tutto questo è stato fatto un matrimonio. È stato fatto un matrimonio nella chiesa dove è stata celebrata questa cerimonia, questo rito. Cioè noi stiamo combattendo perché venga messo sotto sequestro l'abbazia, e sono 2 mesi, venerdì, e questi fanno eventi come se niente fosse. Alex aveva partecipato a un rito spirituale nella notte tra il 29 e il 30 giugno insieme a una ventina di persone, compresi 2 curanderos colombiani, gli ultimi ad averlo visto vivo. Il corpo è stato ritrovato il 2 luglio sul Greto del Piave, a 4 chilometri dall'abbazia. Oggi la famiglia non ha ancora alcuna risposta e la versione fornita dai testimoni non li convince. Alla mattina alle 11 avevano già sistemato tutto quanto dentro la chiesa. E abbiamo le prove, abbiamo delle prove, abbiamo delle foto e quindi siamo sicuri che là è stato spostato tutto. Intanto dalla procura è emerso che la traccia di sangue trovata nell'auto di Alex risulterebbe scarsamente rilevante. In settimana dovrebbe arrivare l'esito dell'esame tossicologico sul corpo del ragazzo.